Dopo la vittoria nel derby, la Roma vuole continuare la striscia di risultati utili consecutivi e vuole vincere anche alla Stella Azzurra contro gli Hammers. Benvenuti alla 16ª giornata della Lega Calcio a 8. Pallone a centrocampo per la Roma, Ciccolini dentro per Seferi. Seferi, il pallone sul sinistro, lo prova, la gran risposta di Ponzelli. Alessio Fioravanti dal punto di battuta per gli Hammers, il suo destro, si supera Gabriele. Dentro la palla recuperata dalla Roma, Seferi, il tacco splendido per Guadagno che mette a segno il gol dell'1-0, vantaggio per la Roma, splendido l'assist di Seferi, tap-in tutto facile per Guadagno. Provano a rispondere gli Hammers, Ciccolini però recupera palla e fa ripartire la Roma, assist per Seferi, splendido Seferi, scarta il portiere e mette a segno il gol del 2-0, grande azione della Roma, rabona fantastica di Ciccolini e gol di Seferi. Calcio di punizione per la Roma, Quinquini ovviamente dal punto di battuta, dentro per Liotti che si gira e mette dentro la palla del 3-0, ottimo lo schema da calcio di punizione, bella girata di Liotti. Provano adesso a pressare alto gli Hammers, pallone per Fabiani che controlla il sinistro, ancora Gabriele. Lancio lungo della Roma, Liotti di testa per Guadagno, Guadagno al volo di destro. Prova adesso la Roma, il pallone dentro a cercare Ciccolini, anticipato però. Allora sale il pressing di Ciccolini che ruba palla dentro per Liotti di tacco e sono quattro reti della Roma, grande il tacco di Liotti che mette a segno la sua doppietta personale. Pallone controllato da Quinquinio che può impostare il suo lancio lungo sulla sinistra, pallone dentro a cercare Pettorelli, Pettorelli con il numero 7, stoppa il pallone, supera un uomo anche con un rimpallo, dentro Quinquinio, il sinistro, sotto la traversa, inizia e chiude l'azione, Simone Quinquinio, 5-0 per la Roma. Il rilancio degli Hammers, pallone per Gabriele, ma non c'è più tempo, la Roma vince anche questa gara, quinto risultato utile in campionato consecutivo per i giallorossi che volano al 4° posto della classifica, vittoria importantissima, notte fonda invece per gli Hammers.